Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa in diretta su Telecolor. Vediamo le principali notizie di oggi. Allora partiamo dal Corriere della Sera. In primo piano troviamo questo piano di pace per l'Ucraina che ha scatenato l'ira di Zelensky. Parlo con Trump, ha detto il leader di Kiev, appunto spiazzato da questo piano. Putin siede su un water d'oro, non pensa ai soldati ucraini. E Unione Europea sono contro la bozza appunto di Russia e Stati Uniti. La Casa Bianca, lavoriamo a proposte accettabili per le parti. Un piano in 28 punti. Un piano ex segreto, così lo definisce il Corriere, studiato tra Russia e America per porre fine al conflitto in Ucraina, che non piace all'Europa né tantomeno a Kiev, che si troverebbe a cedere territori che l'esercito di Mosca non ha conquistato sul campo. Questo è uno dei punti per cui appunto questo piano non piace a Zelensky. Ieri pomeriggio il presidente ucraino ha potuto esaminare da vicino il documento americano e si è detto pronto a discuterne con Trump e ha annunciato che presto lo vedrà. Ma dicevamo un piano che non piace anche all'Unione Europea. Kaja Kallas alza la voce, attraverso Kaja Kallas Bruxelles alza la voce, servono l'Europa e Kiev perché la pace funzioni. Vediamo le altre notizie. La manovra finanziaria, ieri vertice di maggioranza per sciogliere alcuni nodi della nuova legge di bilancio, ma appunto questo vertice non scioglie i nodi. Giorgetti invita alla prudenza. E ancora ieri i test di ingresso a medicina, i quesiti però sono finiti sui social. Medicina, test a rischio, il Ministero è pronto ad annullarli. E ancora si torna a parlare del caso sollevato da Report su il garante della privacy, su presunti rapporti con la politica, e arrivano le prime reazioni e soprattutto le prime conseguenze. Si dimette chi indagava sulla talpa. Stiamo parlando del segretario generale del garante della privacy, Angelo Fanizza. Nessuna spiegazione ufficiale, ma ciò che si intuisce è che potrebbe essere ricaduta sul dirigente la responsabilità di un'indagine interna troppo invasiva avviata sui dipendenti proprio dopo l'inchiesta di Report per cercare le talpe che hanno collaborato con la trasmissione e che hanno fatto emergere un quadro non proprio cristallino appunto per quanto riguarda alcuni membri del garante della privacy. Vediamo anche la fotonotizia, restiamo quindi in questo taglio della prima pagina. Vediamo Rino Gattuso. La nazionale è la strada per i mondiali. Gattuso, possiamo farcela. Ieri sono state sorteggiate le squadre che appunto sfideranno l'Italia. Arriva l'Irlanda del Nord, poi eventuale finale con Galles o Bosnia. Questo per quanto riguarda i prossimi mondiali. Nel taglio alto vediamo una notizia di cronaca: ergastolo per il vigile che uccise la collega. A Bologna arriva la sentenza per questo vigile urbano che aveva appunto una relazione extraconiugale con una collega molto più giovane e che ha ucciso con un colpo di pistola. Lui si è difeso dicendo stavo pulendo la pistola, il colpo è partito accidentalmente, ma questa tesi non ha convinto i giudici che lo hanno condannato appunto all'ergastolo per femminicidio. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica. Kiev e Unione Europea no al piano degli Stati Uniti. Zelensky, vedrò. Trump per l'Ucraina, assurda la proposta della Casa Bianca, l'Europa per noi non esiste. Putin, abbiamo conquistato Kupiansk, dobbiamo raggiungere tutti gli obiettivi. E poi vediamo privacy, caccia alle talpe e dimissioni. Controllo sui dati dei dipendenti, lascia il segretario del garante, come abbiamo sentito.
Dicevamo ieri un vertice di maggioranza per sciogliere alcuni nodi che sono presenti nella manovra finanziaria, tra questi affitti brevi e banche, tensione su modifiche al vertice di ieri del governo. E poi in basso vediamo falso in bilancio, Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio. Domani il patto appunto tra il piano di pace che è stato voluto essenzialmente da Trump e Putin, che non piace all'Ucraina e all'Unione Europea. Ucraina, Trump umilia Zelensky, l'Unione Europea, nessun patto senza di noi. E poi per quanto riguarda Trump, gli Epstein Files, il tycoon adesso spera negli omessi, si è vietato divulgare materiale segreto. Trump che ha una questione interna aperta proprio con questo scandalo legato ai files di Epstein, un pedofilo che si è suicidato e che conosceva delle verità scottanti sul presidente degli Stati Uniti. Vediamo il manifesto. Si può affare, consegnato a Kiev il piano di 28 punti, ma il progetto russo con firma americana, ma il progetto è russo con la firma americana. Affitta il Donbass a Mosca, disarma l'Ucraina, lascia il conto all'Unione Europea, con Zelensky schiacciato tra il fronte che cede e le inchieste. Trump e Putin provano a dividersi le spoglie della guerra. E poi vediamo invece nel nostro paese Ilva, sindacati uniti, governo diviso. Il ministro Urso sempre più isolato, Salvini lo scarica, qualcosa non ha funzionato. Il governo tenta di correre ai ripari, preoccupati che il dramma occupazione si ripercuota sul consenso elettorale, ma il mini decreto varato in fretta e furia ieri dal Consiglio dei Ministri per i sindacati è insufficiente e svela il bluff del ministro delle imprese Urso e delle acciaierie d'Italia sulla formazione per gli operai. Il Riformista, proposta indecente in relazione al piano di pace per l'Ucraina, assurdo e inaccettabile. Kiev riceve il piano di pace, Trump e Putin d'accordo per spartirsi la preda, l'Unione Europea valuta l'utilizzo dei beni russi congelati. Anche sulla stampa vediamo in primo piano Ucraina, ecco i 28 punti, Zelensky apre a Trump. Vediamo anche altre notizie. Intanto c'è una intervista a Spike Lee che arriva al Torino Film Festival. Faccio recitare i giovani di Instagram io, tra i social e Kurosawa. E qui vediamo appunto una foto del regista americano. Andiamo a vedere Avvenire. Cammino insieme all'Assemblea dei Vescovi ad Assisi, l'indicazione di non tornare indietro sull'unione delle diocesi. Papa Leone invita la Chiesa in Italia a proseguire tutti uniti sulla strada del rinnovamento, promuovere un umanesimo integrale che esalti il valore della vita. E poi la preghiera per la pace. Ieri a Belém, in Brasile, un incendio che riscalda il clima alla COP30. È scoppiato un incendio appunto nel sito dove si sta svolgendo la COP30 e poi sulla bozza finale il freno della rabbia. Vediamo il resto del Carlino. Vediamo altre notizie. Intanto in basso l'Italia che pesca l'Irlanda del Nord per quanto riguarda il sorteggio playoff per i mondiali, e poi il femminicidio di Bologna, l'ex capo dei vigili uccise la collega ed è stato condannato all'ergastolo. I due avevano una relazione, la madre di lei parla di sentenza giusta. E qui vediamo appunto la foto dell'omicida Giampiero Gualandi, di 64 anni, era a capo della polizia locale di Anzola. Vediamo il Messaggero di oggi invece.
Stage riscattati come la laurea. Emendamenti di Fratelli d'Italia per convertire fino a 24 mesi di tirocini con aiuti ai giovani sui contributi, stop all'innalzamento dell'età della pensione per le forze dell'ordine e poi affitti brevi con Giorgetti che frena. Ancora, restiamo in alto. È stata trovata una falla nella chat WhatsApp, esposti 3,5 miliardi di numeri di telefono, oltre 55 milioni gli account italiani. Una falla nel sistema di contact discovery di WhatsApp ha permesso ai ricercatori dell'Università di Vienna di recuperare in modo automatizzato i dati di circa 3,5 miliardi di numeri in tutto il mondo che poi sono stati distrutti. La vulnerabilità non richiedeva di violare la crittografia, bastavano solo pochi account per interrogare milioni di numeri ogni ora. E poi vediamo questa fotonotizia. È una storia che arriva da Chieti, dove un uomo e una donna, due coniugi, Catherine e Nathan, hanno scelto di vivere la loro vita insieme ai 3 figlioletti in una casa nel bosco, lontano da diciamo tutto ciò che è legato alla vita informatizzata, quindi senza elettricità, senza acqua potabile. È intervenuto il giudice che ha tolto alla coppia i bambini. Il giudice trasferisce i bimbi del bosco. L'ordine della toga siano alloggiati in una struttura in città dopo l'intervento dei servizi sociali che non hanno ritenuto opportuno appunto che questi bimbi vivessero così a contatto con la natura, lontano appunto dalla vita moderna. Una scelta che però divide molto l'opinione pubblica del nostro paese. Vediamo la Verità. Anche qui vediamo nel piano di pace per l'Ucraina c'è anche il Donbass che viene dato in affitto a Putin, ma vediamo anche un'altra questione in primo piano. I rapporti tesi qualche giorno fa tra Colle e governo. Subito via l'uomo di Mattarella. Travaglio, Garofani, chi è l'uomo di Mattarella? Appunto Garofani, deve dimettersi. Foa non è super partes, lasci. Il giornalista Porro, è una cosa pazzesca e tentano di silenziarla. Ancora Padellaro, un fior di notizia che andava pubblicata, ma farlo pare una scelta stravagante. Ancora Giarrusso, reazioni assurde a una storia vera. L'ex ambasciatore Vecchioni, presidente Cacci, il consigliere. Tutto perché era trapelato che il Colle volesse dare un duro colpo al governo Meloni, una notizia smentita ma che ha creato una serie di tensioni, appunto, tensioni che sono rientrate comunque. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore. L'auto tedesca ha perso 49.000 posti di lavoro in 9 mesi. Crisi dell'occupazione per quanto riguarda l'automotive in Germania. E poi vediamo l'effetto Nvidia. Non basta a trascinare Wall Street e Nasdaq, infatti sono in calo. I dubbi sui maxi investimenti per l'intelligenza artificiale colpiscono i mercati, con questa partenza in forte rialzo per i conti di Nvidia e grazie ai deboli dati sul lavoro che avvicinano i tagli Fed. I listini degli Stati Uniti arretrano. Ci fermiamo, facciamo una pausa e ritorniamo tra poco con le notizie siciliane. Bentrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere i fatti regionali. Ripartiamo con il nostro sito siciliaweb.it e vediamo una notizia dell'ultima ora in primo piano. Favori al clan, latitante acciuffato in Albania. Importava droga in Sicilia con la complicità di un ex avvocato di Gela. Andiamo a vedere questa
Notizia, è stato acciuffato ad Asturkas in Albania dopo una lunga e complessa indagine. Un cittadino albanese di 43 anni ricercato in Italia per traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione è il risultato di una stretta collaborazione tra il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, l'Ufficio per la sicurezza in Albania e i carabinieri di Caltanissetta. Il 43enne era ricercato in ambito internazionale e destinatario di una Red Notice, cioè avviso di cattura internazionale attivata su impulso della Procura di Caltanissetta, in quanto indagato di associazione finalizzata alla commissione di una serie di reati, tra cui porto abusivo e detenzione di armi e munizionamento, con l'aggravante di aver favorito Cosa Nostra, in particolare la famiglia mafiosa di Gela, clan Rinzivillo. Andiamo a vedere anche le altre notizie, sempre in prima pagina su Sicilia Web, perché c'è un'altra ultima ora, svaligiato il negozio Gucci a Palermo. Vediamo qui la vetrina appunto della boutique, bottino da 40.000 euro tra borse e accessori. La scorsa notte è stato depredato questo negozio che si trova in via Libertà. Con un'auto i ladri hanno sfondato la vetrina e hanno portato via appunto borse e accessori per circa 40.000 euro della nuova collezione. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. E ancora vediamo un'ultima notizia. Anzi, due, sciolto per mafia il comune di Paternò, lo ha decretato ieri il Consiglio dei Ministri. E poi il meteo, perché avete insomma notato che nelle ultime ore la situazione anche in Sicilia è cambiata, abbassamento delle temperature, anche un po' di maltempo, in arrivo aria gelida dalla Groenlandia. E qui vediamo la cartina della Sicilia di oggi, questo secondo l'ultimo bollettino diramato dal Dipartimento regionale di Protezione Civile. Una Sicilia divisa in 3 parti, con la parte più orientale dove c'è un'allerta verde per la giornata di oggi, mentre la parte diciamo centrale da nord a sud con un'allerta gialla che si estende anche in buona parte del Messinese. E poi diciamo le zone più critiche oggi saranno quelle del Trapanese e del Palermitano, dove appunto c'è un'allerta arancione, quindi dove sarà possibile che si verifichino temporali e anche folate di vento. Andiamo a vedere le altre notizie. Allora riprendiamo la lettura dei quotidiani che oggi troviamo in edicola. Ripartiamo dal giornale di Sicilia di oggi e allora vediamo in primo piano questa inchiesta della Procura di Trapani sulla Liberty Airlines, sulla Liberty Lines, scusate, aliscafi, accuse e maxi sequestro, mezzi obsoleti spacciati per nuovi e corse fantasma. Liberty Lines nel mirino appunto della Procura di Trapani, indagate 48 persone, chieste anche misure cautelari per 9 da lunedì gli interrogatori. Oltre a questo ricordiamo appunto il maxi sequestro di oltre 100 milioni di euro, ma intanto per quanto riguarda i collegamenti con le isole non ci saranno interruzioni. Vediamo un'altra notizia: trasferirsi in Sicilia pagando metà tasse. In finanziaria c'è una norma destinata agli stranieri contro lo spopolamento, cioè una norma che darà la possibilità di scontare l'IRPEF del 50% a chi deciderà di trasferirsi dall'estero in Sicilia acquistando una casa. E poi vediamo subito sotto il Consiglio dei Ministri che ha sciolto per mafia il comune di Paternò. Vediamo la Gazzetta del Sud, anche qui in apertura questa inchiesta sulla Liberty Lines che finisce sotto sequestro, 48 indagati e 9 richieste di misure cautelari. Ancora, raddoppio ferroviario, si modifica la linea Messina-Catania, via libera da Palermo alla variante richiesta da Taormina e altri comuni. In alto
A Messina si torna a parlare dell'aggressione che è avvenuta al liceo Basile, identificata una delle due ragazze autrici del pestaggio. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica Palermo di oggi. Anticorruzione contro la Regione, bocciata la gara su l'elisoccorso. La delibera dell'ANAC: sono illegittime le continue proroghe d'emergenza concesse dal 2021. Nuova tegola sull'amministrazione, alle prese con gli scandali nella sanità, rischio sanzioni. Quindi l'anticorruzione appunto che si muove contro il governo regionale. L'anticorruzione boccia la regione siciliana per la gestione del servizio di elisoccorso in Sicilia, gare che violano il codice degli appalti, 5 proroghe consecutive a un unico operatore, consulenze discutibili. La regione ancora alle prese con gli ultimi scandali della sanità, ha 2 mesi di tempo per mettersi in regola, pensa sanzioni, e l'assistenza sanitaria rischia di andare in tilt. E poi vediamo l'altra notizia di oggi a Mondello: concessione in bilico, pure Forza Italia vota per la revoca alla società italo-belga. Liberty Lines, bufera giudiziaria, la società sotto sequestro. E poi vediamo Teatro Massimo, annullato lo sciopero, si alza il sipario sulla prima. Nel taglio basso, sciolto per mafia il comune di Paternò. E poi oggi c'è un'intervista a Pierfrancesco Favino. Da Buscetta al tennis, ma ora vorrei raccontare Majorana. Queste le parole del famoso attore italiano. Intanto andiamo a vedere all'interno qualche approfondimento e vediamo proprio questa vicenda sulla Liberty Lines. Navi guaste non segnalate, sequestrata Liberty Lines, truffa da 100 milioni. La procura di Trapani chiede di arrestare l'AD e altre 8 persone. I PM corrotti, 2 militari della Capitaneria con assunzioni e biglietti. Ma dicevamo che gli indagati sono 46 tra armatori e dirigenti. Le avarie non comunicate alla Regione riguardano il periodo 2021-2022. Ci sono anche le parole di un marinaio sul traghetto che andava riparato, che appunto parole che sono finite in questa indagine: io cristiani a morire non ne porto. Quindi evidentemente anche il personale era a conoscenza dello stato in cui si trovavano queste imbarcazioni. E allora andiamo a vedere i punti di questa inchiesta: intercettazioni e controlli su tutta la flotta delle isole minori. L'inchiesta di Trapani è nata dalla verifica di alcune segnalazioni di avarie a bordo appunto degli aliscafi della flotta. La procura, diretta da Gabriele Paci, ha incaricato gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trapani di mettere sotto intercettazioni le utenze di alcuni indagati. E appunto abbiamo sentito anche cosa veniva detto. Andiamo a vedere sull'altra pagina invece l'antimafia, che dice sì allo stop per italo-belga con i voti di Forza Italia. Chiesta all'unanimità la revoca della concessione demaniale a Mondello, ora fari puntati sulle altre spiagge della Sicilia. Andiamo alla prima pagina della Sicilia, l'apertura dedicata allo scioglimento del comune di Paternò per infiltrazioni mafiose, gli affari dei clan nella zona grigia. Decisiva la relazione prefettizia, adesso i commissari. Il sindaco Nino Naso che parla di odio politico. E poi anche qui vediamo l'inchiesta a Trapani, la truffa via mare, avarie nelle barche e i viaggi fantasma. Ma andiamo all'interno per vedere questa storia che riguarda il comune di Paternò, sciolto per infiltrazioni, la pagina più buia della storia. Il sindaco parla di astio e odio politico.
Ma da dove si parte per arrivare a questo scioglimento? L'attività ispettiva scaturisce dall'operazione antimafia Atena condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò nell'aprile del 2024 contro le aste giudiziarie gestite dal clan locale. Un filone dell'attività di indagine ha investito anche il sindaco Nino Naso, accusato assieme all'assessore dimissionario Turi Comis, all'assessore della prima giunta Naso Pietro Cirino e ai 2 esponenti della criminalità organizzata Enzo Morabito e Natale Benvenga di voto di scambio politico mafioso. Poi c'è stata un'attività ispettiva prefettizia all'interno del comune per controllare tutti gli atti fino a quando appunto dalla relazione che è stata presentata al Ministero si è arrivati a questa decisione di sciogliere il comune per infiltrazioni mafiose. Andiamo a vedere velocemente anche la prima pagina di Palermo di oggi, zone rosse. Sempre naturalmente della Sicilia, tra tanti dubbi la criminalità si sta spostando, i residenti dei luoghi fuori dal perimetro lamentano pochi controlli, quindi controlli nelle zone rosse, però poi c'è una parte di città dove c'è una assenza di controllo. Andiamo a vedere anche la pagina di Catania. Intanto un'operazione dei carabinieri, simboli della squadra del Milan per chiarire la loro appartenenza. Azzerate 4 piazze di spaccio tra San Giorgio, Librino e Mister Bianco, 10 gli arresti. E poi vediamo la viabilità a Catania che supera i test di medicina nel tratto compreso tra via Santa Sofia e la circonvallazione, impiegate 11 pattuglie e 22 agenti proprio per evitare il caos dovuto ieri proprio ai test per fare ingresso nella facoltà di medicina. E infine vediamo nel taglio basso da lunedì chiusura serale per San Gregorio. Per quanto riguarda la tangenziale ovest, lavori in vista. Ci fermiamo, grazie per averci seguito, la rassegna stampa ritorna domani mattina.